Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. Avanza il cantiere del Terzo Valico, sono terminati gli scavi delle gallerie dell'interconnessione ferroviaria di Novi Ligure con l'abbattimento dell'ultimo diaframma, punto di raccordo che innesta la nuova linea ad alta capacità Genova-Milano. Sono in arrivo 3,4 milioni di euro per le imprese agricole della Piana di Albenga e Ceriale. I fondi permetteranno di sostenere le aziende agricole colpite dagli eventi alluvionali nel settembre 2024. Partiranno a inizio maggio i lavori per la demolizione e riqualificazione dell'area dell'ex albergo Redentore di Monesi, intervento simbolo del percorso di rilancio del comprensorio. Il progetto, del valore di 570.000 euro, permetterà di recuperare uno spazio strategico, base per una futura piazza pubblica e aree verdi attrezzate. Per la festa della mamma, Regione Liguria lancia la campagna social La mia mamma. Inviate una foto insieme alla vostra mamma e gli scatti verranno pubblicati il 10 maggio sul maxi schermo in Piazza dei Ferrari a Genova e sui social di Regione Liguria, dove trovate tutte le informazioni per partecipare. Fino al 30 aprile torna a Sanremo il MIBA Charter Show, uno degli appuntamenti internazionali più rilevanti dedicati al charter nautico di lusso. 90 imbarcazioni, circa 100 espositori e oltre 1000 membri di equipaggio, a testimonianza del ruolo strategico della Liguria nel comparto nautico internazionale. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.